Un caro saluto da Stefania Della Tomasa e benvenuti nella seconda giornata della quinta edizione di Educhiamoci, giornate per l'educazione. Incontri, il dialogo costruisce ponti. Ci troviamo nell'aula magna della scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte e oggi ospiti, proprio qui presenti con noi in studio, gli studenti di prima e terza liceo del liceo Flaminio dell'indirizzo Scienze Umane. Eccoli qua. Un caro saluto a tutti voi che ci seguite anche attraverso i nostri canali social e adesso ho il piacere di presentare l'ospite di questa giornata, la dottoressa Valentina Bortolami. Buongiorno. La giornata di oggi è una giornata particolare perché ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e quindi abbiamo già illustrato il programma di Educhiamoci, ogni giorno un incontro diverso, ogni giorno un incontro di approfondimento, un iperfocus verso temi che ci riguardano in modo particolare per aiutarci a crescere attraverso un confronto e attraverso una riflessione che ci porti verso un cambiamento. E quindi approfittiamo di questa giornata non perché vogliamo celebrare un giorno, ma perché vogliamo aiutarci a capire, a comprendere e soprattutto a fare prevenzione. E quindi sappiamo quanto la prevenzione possa partire proprio dall'educazione. Poiché siamo qui nella scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte, io volevo innanzitutto che fosse la dirigente a rivolgere il suo saluto e quindi di benvenuto. Buongiorno dirigente. Buongiorno. La professoressa Rachele Ciccarelli. Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto nella nostra scuola per la seconda giornata di Educhiamoci. Sono molto felice di ospitare una scuola del territorio, nei prossimi giorni ce ne saranno anche altre, questo perché ci aiuterà a costruire una comunità scolastica appunto aperta a tutto il territorio. Ieri si è aperta la prima giornata trattando un argomento molto attuale, quello dell'intelligenza artificiale. Altrettanto oggi è un argomento veramente attuale, specialmente, come ha detto prima Stefania, in questa giornata molto particolare. Volevo ringraziare l'amministrazione comunale, di nuovo come ho fatto già ieri, per aver scelto per la quinta volta consecutiva la nostra scuola per questo evento. In particolare l'assessore alle politiche sociali e giovanili, l'assessore Laura Ceccarini, che è qui con noi. Vi ringrazio per la vostra partecipazione e vi auguro un buon proseguimento di lavori. Grazie dirigente per essere così presente e soprattutto per essere un riferimento non soltanto perché è il luogo che accoglie Educhiamoci, ma perché attraverso queste manifestazioni noi facciamo in modo che i ragazzi possano vivere da vicino l'esperienza della formazione, l'esperienza della riflessione su questi temi così importanti. Grazie dirigente. E adesso cedo la parola all'assessora alle politiche sociali, Laura Ceccarini, assessora anche alle pari opportunità. Buongiorno assessora. Buongiorno a tutte e a tutti, innanzitutto agli studenti qui presenti in sala, insomma, che sono venuti ad ascoltare, e l'ascolto è una cosa profonda, il sentire è leggero, l'ascolto è profondo. Ecco, l'invito è quello di oggi mettervi in ascolto di una professionista che ci accompagnerà, insomma, in questa riflessione, ma di mettervi in ascolto di voi stessi e dei vostri compagni e delle vostre compagne. Un ascolto che non sia pieno di pregiudizi, di stereotipi, perché ognuno di noi è unico e speciale. Ci sono le differenze, perché ognuno di noi è unico e speciale, però non dobbiamo pensare a delle generalizzazioni, no? Rivolte al genere maschile, al genere femminile e via dicendo. Ecco, quindi l'invito è proprio quello di rimanere con la mente aperta e libera. Dico solo che oggi pomeriggio ci sarà un altro incontro rivolto questa volta più a professionisti, educatori, insegnanti, insieme a delle psicologhe e psicoterapeute dei centri antiviolenza di Padova e anche di Vittorio Veneto, perché ricordo che Vittorio Veneto ha un centro antiviolenza comunale, quindi proprio gestito dal comune, che è un luogo
di ascolto, dove principalmente vengono accolte donne che sono in difficoltà, che subiscono una violenza, non sanno dare un nome probabilmente a quello che stanno vivendo, perché ricordiamo che la violenza non è solo quella fisica, ma ci sono moltissimi tipi di violenze, e quella psicologica, quella del controllo, quella economica, quella nel mondo del lavoro. Quindi ecco, bisogna prestare molta attenzione a tutte le forme di violenza che ci possono essere. Io ringrazio ancora la dottoressa qui presente, vi lascio nelle sue mani e l'ascolto molto volentieri anch'io. Grazie, grazie Assessora. E intanto volevo ricordarvi che noi abbiamo un questionario di gradimento, pertanto potrete inquadrare questo QR code per lasciarci un feedback e aiutarci a crescere e migliorare. Ecco, questa è una forma di autovalutazione che ci consentirà poi di dare il meglio e siamo per questo felici di potervi rendere partecipi in questa nostra crescita. Grazie. E inoltre potrete anche scriverci, pertanto vi forniamo il nostro numero WhatsApp, eccolo qua, lo vedete in sovrimpressione, inviateci le vostre domande, le vostre riflessioni, le leggeremo qui in diretta e la dottoressa risponderà. Anche voi ragazzi potrete prendere la parola quando vi sarà concesso. Intanto volevo ricordare che l'evento è promosso con il patrocinio dell'azienda ULS Marca Trevigiana, ULS 2 Marca Trevigiana e Conferenza dei Sindaci dell'ULS 2, con la collaborazione dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto 1 Lorenzo da Ponte, Dipartimento FISPA dell'Università di Padova, Centro Veneto Progetti Donna, Centro Antiviolenza Vittorio Veneto, Fondazione Giacomo Matteotti, con il supporto dell'Associazione di Mutuo Soccorso Noi per Noi, Banca di Credito Cooperativo Prealpi San Biagio, e per l'ideazione grafica e il coordinamento ringraziamo Palcom. Ovviamente i relatori che si succedono nell'arco delle 5 giornate sono stati selezionati da un comitato scientifico presieduto dal professor Cosimo Marco Scarcelli, che ieri ha aperto la 5ª edizione di Educhiamoci proprio parlando di tecnologia. E insieme al professor Scarcelli il comitato scientifico è composto dal professor Graziano Cecchinato, dal professor Giovanni Miolli e dalla professoressa Arianna Palmieri. Perciò abbiamo la possibilità di avere relatori di alto spessore. L'università, ecco, dà questo fondamento scientifico agli argomenti che noi tratteremo nella 5ª edizione di Educhiamoci. Arriviamo al punto, quindi alla giornata di oggi, giornata contro la violenza sulle donne, e vogliamo approfondire questo tema parlando della cura, quanto ti conosci, quanto mi conosco, quanto siamo in grado di comprendere quanto ci faccia star bene o ci faccia star male avere persone che sanno valorizzarci o al contrario che ci denigrano. Ecco, quindi anche questa è una forma di violenza, come diceva l'assessora, non è soltanto la violenza fisica, ma anche il silenzio stesso è violenza. E lo facciamo con la dottoressa Valentina Bortolami, che oggi è qui con noi presente e dedicherà un'ora del suo tempo e poi 15 minuti per le vostre domande. Ve la presento, la dottoressa ha studiato lettere moderne e scienze filosofiche e ha poi conseguito il dottorato di filosofia teoretica all'Università di Padova nel 2021 con una tesi sull'epistemologia femminista e l'oggettività. Si occupa di filosofia femminista, filosofia delle emozioni e metodologie per la ricerca interdisciplinare, dialogando in particolare con la psicologia e la pedagogia. La sua ricerca attuale, Core, è finanziata dal programma della Commissione europea con una borsa Marie Curie Global, è dedicata al ruolo delle emozioni nei processi conoscitivi, con un focus sulle esperienze di oppressione e sulle manifestazioni dolorose che ne possono conseguire. Io, dottoressa, le cedo con piacere la parola e siamo veramente pronti all'ascolto. Grazie mille. Buongiorno a tutte e a tutti. Io innanzitutto volevo ringraziarvi per l'invito, sicuramente per l'accoglienza, e vorrei ringraziare anche le studenti e gli studenti che sono qui oggi.
appunto quello di cui vorrei parlare oggi è un tema che riguarda un pochino la violenza di genere, ma vorrei focalizzarmi innanzitutto sulle emozioni. E per farlo la prima cosa che vorrei fare, se possiamo già cominciare con le slide, è invitarvi a richiamare una situazione della vostra vita, una giornata in cui è successo qualcosa che vi ha un po', magari vi ha un po' infastidito, vi ha fatto arrabbiare, vi ha intristito. Vorrei proprio che lo ricordaste in questo momento e vi do anche qualche secondo per farlo in modo che possiate appunto tenerlo a mente, tenerlo con voi per la conversazione che andiamo a fare dopo, perché io in realtà vi farò qualche domanda. Non dovete necessariamente usare il microfono, ma magari se mi fate dei cenni, se mi date dei feedback, invito anche le persone a casa a richiamare una giornata no, quelle proprio le giornate quelle giornate un po' sbagliate, un po' storte. E vi chiedo, adesso che avete in mente un po' una di quelle giornate, che cosa fate, che cosa è successo in quella giornata. Quindi appunto immaginiamo una situazione come questa, è successo qualcosa di spiacevole a scuola, al lavoro, con il vostro gruppo di amici, di amiche, nello sport. Potete provare tutta una serie di emozioni, potreste essere frustrate, frustrati, arrabbiate, arrabbiati, potreste sentire tristezza e probabilmente avete bisogno di fare qualcosa in quei contesti, no? Vi è mai capitato? Fatemi un cenno. Sì, vi è capitato. Se devo ancora incontrare una persona che mi dice no, non mi è mai capitato di avere una giornata no, ecco, quindi mi aspetto che vi sia capitato. E in quelle situazioni magari avete bisogno di sfogarvi, di chiamare un'amica o un amico, giusto? Oppure magari avete bisogno di andare a farvi una corsa, c'è chi ha bisogno di mangiare, c'è chi ha bisogno di isolarsi, di chiudersi in camera, c'è chi magari si sfoga nello sport. Ci sono tutta una serie di possibilità per vivere queste emozioni. Ci sta? Funziona per voi? Benissimo. E un esempio che faccio di solito, in realtà di solito chiedo anche qualcosa di più su questo quando vado nelle classi. C'è chi ha bisogno di ascoltare della musica. Quando io ero ragazza, quando avevo una giornata no, io ascoltavo spesso la musica e ai miei tempi la maggior parte di noi ascoltava la musica e era musica molto arrabbiata, molto aggressiva. Invece ultimamente nelle scuole mi dicono, e anche qua vi chiedo di farmi cenno se anche per voi funziona quello che sto dicendo, dicono ma in realtà io quando sono arrabbiato o arrabbiata non ascolto musica magari rock, grunge, non ascolto metal, non ascolto musica che va nella direzione della mia emozione, magari sono arrabbiato, ma invece uso la musica nella direzione opposta, cioè magari mi ascolto qualcosa di allegro per distrarmi, magari mi ascolto qualcosa di rilassante. Vi capita? Vi è capitato? Siete più per il rilassamento o più per andare su musica un po' più rabbiosetta, diciamo? Facciamo così, per alzata di mano, chi è che preferisce la musica rilassante? Una buona percentuale. Facciamo la controprova, chi è che preferisce la musica un po' più aggressiva quando è arrabbiato? Ah, bene, mi sembra un 50-50, vero? Ecco. Allora, quindi adesso ce l'avete in mente un episodio di questo tipo, giusto? Benissimo. E allora vi faccio un altro esempio. Vi chiedo di nuovo le slide. Allora, il secondo esempio, la seconda situazione è questa. Torni a casa dopo che è successo qualcosa di spiacevole a scuola, al lavoro,
hai avuto una brutta giornata, avrai magari bisogno di mangiare, di dormire, di andare a camminare, di chiamare la tua migliore amica, il tuo migliore amico per sfogarti, magari semplicemente ti sfoghi con tua mamma, ti arrabbi con tua mamma, le rispondi male, ci sono tutta una serie di modi, no? Però questa volta, in questa situazione, la cosa spiacevole è legata a una qualche dimensione dell'oppressione, quella che nella ricerca si chiama le assi dell'oppressione. E sei stata sminuita, oggettificata in quanto donna, oppure sei stato infantilizzata in quanto persona disabile, oppure sei stato stereotipato, sei stato sminuito in quanto persona razzializzata. E quello che vi chiedo è se secondo voi c'è una differenza tra la prima situazione e la seconda. C'è chi annuisce, cioè l'emozione che si prova, non c'è una risposta corretta, cioè, di solito appunto quando ne ho parlato, questo esempio non l'ho portato solo nelle classi, l'ho portato anche alle conferenze, quindi l'ho portato alle conferenze di filosofia e di psicologia e anche tra chi si occupa di filosofia e di psicologia la risposta è aperta, non è una risposta, non c'è una risposta giusta e una risposta sbagliata, c'è una risposta più giusta o più sbagliata rispetto a quello che noi proviamo, quello che noi abbiamo esperito in quella situazione. Ed è proprio questo che rende le emozioni un tema di interesse filosofico, perché non abbiamo le risposte a tutte le domande sulle emozioni, non possiamo trovare queste risposte nelle scienze e basta. C'è proprio bisogno di fare un'indagine, una riflessione anche personale e concettuale, che è quello che andremo a fare tra poco. Faccio anche in questo caso la domanda per alzata di mano, perché non so se avete voglia di parlare oggi, e chiedo anche alle persone a casa se vogliono dare qualche feedback su questo. E per alzata di mano, secondo voi c'è una differenza tra la prima situazione e la seconda situazione? Se sì, alzate la mano. Ok, questo è molto interessante, abbassate la mano e adesso facciamo la controprova. E chi pensa invece che non ci sia una differenza dal punto di vista emozionale fra la prima e la seconda situazione? Questa è la prima volta che mi capita. Allora, posto che non c'è una risposta corretta, io sono molto d'accordo con voi in realtà, ed è proprio per questo che ho cominciato questa ricerca, perché mi sembrava che fra queste due situazioni ci fosse una differenza, ma per capire questa differenza ho dovuto e voluto cercare di capire che cosa succede in un'emozione, ed è quello che andiamo a fare adesso, praticamente. Vi chiedo di nuovo le slide, semplicemente come supporto. Quindi, appunto, come avete sentito, la mia ricerca si chiamava CORE, che è l'acronimo di Conceptualizing Oppression Related Emotions, che significa concettualizzare le emozioni legate all'oppressione. Ma cosa vuol dire concettualizzare? Concettualizzare in questo caso significa semplicemente andare alla ricerca di un concetto, di una categoria, di un'etichetta che ci soddisfi, che ci piaccia rispetto a quello di cui abbiamo bisogno per la categoria e il concetto che utilizziamo, cioè che il concetto ci permetta di tenere dentro, no, è come un insieme in cui teniamo dentro quante più esperienze possibile e che questo concetto in qualche modo ci aiuti sia a comprendere la realtà, sia a capire quali sono le caratteristiche, le funzioni di questa esperienza che è quella emotiva. Quindi delle domande, diciamo, caratteristiche della filosofia delle emozioni sono quelle che vi propongo qui. Le emozioni sono dentro di noi o sono fuori di noi? Qualcuno vuole... Cioè, chi pensa che le emozioni siano dentro di noi? Alzi la mano.
Ok, controprova di nuovo. Chi pensa che le emozioni siano fuori di noi? Ok. Vorresti... No, va bene, non ti interpello, scusa. Allora, certo, la nostra prima impressione è che le emozioni possano essere effettivamente dentro di noi, ma se ci pensiamo un attimo, anche semplicemente l'esempio che abbiamo fatto ci aiuta a capire che la situazione non è così semplice. Cioè, le emozioni non sono qualcosa che capita come se fossimo dentro una stanza chiusa del nostro essere, del nostro io, senza nessun riferimento al mondo esterno. Giusto? Tendenzialmente le emozioni hanno a che fare in qualche modo con il mondo esterno. Cioè, a volte diciamo che qualcosa ci ha causato un'emozione, no? Quella persona mi ha fatto arrabbiare, quella notizia mi ha fatto intristire, giusto? Funziona? Ok, quindi questa cosa che in qualche modo noi diamo un po' per scontata, perché fa parte della nostra esperienza, perché noi esperiamo le nostre emozioni da dentro, però non è così ovvia né scontata e ha bisogno appunto di essere capita, ed è qua che appunto la filosofia ci può aiutare. La filosofia tendenzialmente aiuta non tanto a trovare delle risposte definitive, ma a farsi domande sempre migliori. Ogni volta trovare una domanda che sia più dettagliata, che sia più definita, che sia più utile per la nostra vita. Andiamo di nuovo alle slide, che passiamo al punto successivo. E quindi abbiamo detto, eravate quasi tutte e tutti d'accordo sul fatto che le emozioni sono dentro di noi. Sono nel corpo o nella mente? Secondo voi le emozioni sono nel corpo per alzata di mano? È una domanda estremamente... ma bisogna fare le domande difficili, se no... appunto, cercare sempre domande più interessanti e più difficili. Allora, nessuno pensa che le emozioni siano nel corpo. Una persona pensa che le emozioni siano nel corpo. Chi pensa che le emozioni siano nella mente? Alzi la mano. Ok, abbassate le mani. E chi pensa che ci sia una terza opzione? Era un po' una domanda trabocchetto, va bene. Sì, effettivamente c'è anche chi pensa che ci sia una terza opzione e, diciamo, per introdurvela vi direi questo. Se le emozioni sono nella mente, che differenza c'è fra l'emozione e il pensiero? Quando voi vi arrabbiate, è uguale avere l'emozione dell'arrabbiatura e avere il pensiero di cosa vi ha fatto arrabbiare? È la stessa cosa? Diciamo che tendenzialmente noi ci accorgiamo di essere arrabbiati o tristi perché abbiamo una sensazione, giusto? Cioè senza la sensazione che noi abbiamo quando siamo arrabbiati o tristi, ci rimane solo il pensiero, ma il pensiero non è la stessa cosa dell'emozione. Funziona? Sì. Sì, funziona. E tant'è vero che, per esempio, quello che noi recepiamo, quello che noi esperiamo come emozione, ad esempio, vi è mai capitato di arrabbiarvi, di essere molto arrabbiati, dare una rispostaccia e poi accorgervi che avevate fame? A me è capitato. Il mio moroso lo sa bene, che quando sono affamata a volte mi arrabbio un po' così. E ce ne rendiamo conto dopo, non ce ne rendiamo conto prima. E quindi in qualche modo l'aspetto fisico, l'aspetto della sensazione è un elemento importante dell'emozione. Senza quell'elemento, ma lo vediamo fra pochissimo, senza quell'elemento l'emozione un po' si perde,
Non si parla più di emozione, si parla di qualcos'altro, si parla di una riflessione, si parla di un pensiero, si parla di un giudizio. Andiamo di nuovo alle slide. Altre domande molto caratteristiche della filosofia o della teoria delle emozioni sono queste, riguardano come sono fatte, se ci sono delle emozioni di base che si compongono fra di loro come dei mattoncini, oppure se ogni emozione è unica. Chiaramente questi sono i due poli del dibattito, va bene? Siamo proprio a due posizioni molto distanti l'una dall'altra e ci sono tante posizioni intermedie in mezzo. Ma l'idea che ci possano essere delle emozioni di base è un'idea che a voi torna? È un'idea che vi piace? Che funziona secondo voi? Voi fra l'altro, appunto come dicevamo, studiate scienze umane, quindi è probabile che vi siate un po' già interrogati su questi temi. Secondo voi funziona quest'idea del mattoncino? Sì? C'è chi dice di sì. È una teoria che esiste in filosofia delle emozioni, appunto, che si chiama BET, Basic Emotion Theory, ed è una teoria che è anche, se vogliamo, interessante ed è molto legata a un altro aspetto che vediamo subitissimo, che è l'aspetto della questione che riguarda la domanda sul fatto che le emozioni possano essere culturali o biologiche. Perché, per esempio, se pensiamo che le emozioni siano fondamentalmente biologiche e che siano in qualche modo universali, cioè che in ogni parte del mondo le persone abbiano queste emozioni, fra virgolette, di base e le esperiscano, cioè ne facciano esperienza più o meno tutte nello stesso modo, è facile che questa cosa abbia una radice biologica. Mentre se pensiamo che le emozioni siano tutte diverse fra di loro e che appunto nelle varie culture possano essere declinate, possano essere esperite in maniera diversa, allora diamo più attenzione all'aspetto culturale. Secondo voi ci sono le varie culture, le persone delle varie culture possono esperire, cioè avere l'esperienza delle emozioni in maniera diversa l'una dall'altra? Sì. Ecco, adesso andiamo, questa è una domanda molto complicata ed è, voglio dire, è una mia responsabilità darvi una domanda complicata, nel senso che io vi ho detto tutte le persone del mondo esperiscono le emozioni in una determinata maniera, no? Ma chiaramente c'è una questione che riguarda la differenza fra l'esperienza che io faccio dell'emozione e l'espressione dell'emozione, che andiamo a vedere subito. Allora, queste sono le domande, diciamo, tipiche delle filosofie delle emozioni e ci sono tantissime scuole di pensiero diverse, per cui, come abbiamo detto, sono delle domande che sì hanno bisogno delle scienze, particolarmente no, delle scienze umane, delle scienze sociali, ma anche delle scienze, diciamo, legate alle neuroscienze, per esempio, no? Sono tutte domande che hanno bisogno di queste scienze per trovare una risposta, ma allo stesso tempo sono anche delle domande sempre aperte, sempre filosofiche, perché di fronte ad ogni risultato che noi possiamo ottenere attraverso le scienze, c'è sempre un margine per dire ma questo concetto funziona proprio bene, mi spiega proprio tutto, ci sono sempre delle eccezioni, ci sono sempre delle domande successive. Ciò nonostante, per arrivare a parlare di emozioni in maniera un po' condivisa, la cosa che vi propongo è di partire da una definizione molto semplice, che è quella della Treccani, che probabilmente conoscerete, giusto?
la Treccani. Benissimo. Allora vi leggo solo la parte in nero senza gli esempi. Si chiama emozione una viva impressione che può essere un'eccitazione positiva o un senso sgradevole di turbamento. Pur essendo in qualche caso usato come sinonimo di sentimento, il termine ha una sfumatura di significato un po' diversa, perché indica una sensazione più intensa, ma anche più improvvisa e immediata, non necessariamente durevole, mentre la parola sentimento nell'uso comune è connotata da una maggiore profondità e stabilità. Questa è la prima definizione della Treccani, ma come abbiamo visto, cioè, se ci riflettete un attimo su quello che abbiamo appena letto, vi rendete conto che non è che ci dica moltissimo, no? Perché ci dice un'eccitazione positiva o un senso sgradevole di turbamento. Non ci ha detto molto di più di quello, non ci ha aiutato effettivamente a capire che cos'è un'emozione. E distingue tra sentimento e emozione, dice il sentimento dura di più e emozione dura di meno, è più istantanea, diciamo. Ecco, per evitare questo problema molto spesso le studiose e gli studiosi evitano direttamente ogni tipo di distinzione e parlano per esempio di affect, oppure parlano di emozione per tenere dentro tutto, sentimenti, emozioni, appunto turbamenti, eccetera. Treccani ci offre però anche un'altra definizione, che è quella della psicologia. Il linguaggio della psicologia definisce l'emozione in modo più preciso e tecnico, descrivendola come una reazione affettiva complessa e intensa, piacevole o spiacevole, che spesso si accompagna a una reazione anche di tipo fisico, per esempio rossore, pallore, cambiamento di espressione e così via. Quindi questa definizione un po' più tecnica ci riporta alla domanda che ci facevamo prima. Se sono dentro di noi, se sono fuori di noi, se sono nel corpo, se sono nella mente. Effettivamente c'è un aspetto dell'emozione che è molto collegato con qualche cosa che è anche fisico. È anche l'esempio che vi facevo prima sulla fame, giusto? Quindi, al di là del fatto che ci possano essere un sacco di definizioni diverse di emozione e che sia sempre un argomento dibattuto e che sia sempre anche un argomento dibattibile, sempre un argomento discutibile, ci sono delle caratteristiche delle emozioni che in qualche modo sono caratteristiche che vengono un po' riconosciute da tutti gli studiosi che se ne occupano e penso anche, se ci pensiamo, dalla maggior parte di noi. La prima caratteristica è il fatto che le emozioni abbiano un aspetto fenomenologico, che è semplicemente una parola un po' più complicata della filosofia per dire hanno questo aspetto fondamentalmente legato alla nostra esperienza. Senza l'esperienza non si può parlare effettivamente di emozioni. Questa cosa è una cosa che vi convince? Cioè, ora che ci abbiamo riflettuto un attimo, secondo voi funziona questa cosa? C'è un aspetto sempre anche incarnato nelle emozioni. Possiamo alzare tutti la mano? Beh, facciamo sì o no. Vi convince questa cosa? Alzate la mano, che le emozioni abbiano un aspetto fenomenologico, cioè dell'esperienza. Anch'io alzo la mano. Benissimo, fantastico. Quindi, appunto, l'emozione ha un aspetto sicuramente legato all'esperienza e in qualche modo legato a sensazioni fisiche. E questa cosa è più evidente in certi casi e meno evidente in altri. Ad esempio, possiamo tornare un attimo alla slide così abbiamo un riferimento. Ad esempio, scusate, la rabbia, che è un'emozione che ho tirato in ballo molto perché è molto, rimane molto impressa, è molto facile accedere a un ricordo di rabbia e ci si ricorda molto bene anche come ci si sentiva, no? Cioè c'è tutta un'attivazione, giusto? Fisica. Si può sentire del caldo, si può sentire il cuore che batte più forte, ci si sente come... Spesso ci si sente come se si fosse pronti all'attacco.
Altre emozioni però non sono così esemplari di questo fenomeno. Ad esempio, se io vi dicessi che le emozioni hanno un aspetto valutativo o normativo, voi cosa mi direste a questo proposito? Nel senso, faccio la domanda un po' meglio. In che modo un'emozione ci aiuta a valutare una situazione o ci aiuta a individuare delle norme per noi stessi o per gli altri, per noi stessi e per gli altri? Avete un'idea di come può funzionare questa cosa? Innanzitutto, al di là del fatto che io vi abbia detto che questa è una caratteristica delle emozioni abbastanza appunto assodata, diciamo, tra le studiose e gli studiosi, è una cosa alla quale avevate pensato, che le emozioni abbiano un aspetto valutativo e normativo? Fate sì o no con la testa? Allora, alzi la mano chi non ci aveva pensato prima. Ok. E alzi la mano chi ci aveva pensato prima. Benissimo. Vediamo che ore sono perché voglio vedere se riusciamo a parlarne un attimo. Allora, appunto, c'è un aspetto valutativo e normativo nelle emozioni, nel senso che certe emozioni, le emozioni in generale, ci segnalano qualcosa, tendenzialmente. Per esempio, quando si è arrabbiati, di nuovo, quando si è arrabbiati, perché si è arrabbiati? Si è arrabbiati perché c'è in qualche modo, da qualche parte, dentro di noi, fuori di noi, tra noi e l'ambiente, il messaggio, chiamiamolo, il senso di essere stati trattati ingiustamente. Cioè che ci sia una minaccia fondamentalmente all'identità o al sé o alla nostra integrità, no? Io sono arrabbiata perché qualcuno mi ha fatto qualcosa che mi mette, non tanto, non mi impaurisce, cioè non mi mette in crisi dal punto di vista della vita e della morte, ma qualcosa che mi impatta dal punto di vista del mio essere me stessa o del mio essere me stesso. E quindi è una forma di valutazione, cioè la mia emozione sta dicendo attenzione, questa cosa non è neutra per te, non è qualcosa di, dalla quale tu sei distaccata, è qualcosa che per te vuol dire qualcosa, che ha un impatto sulla tua vita. E infatti le altre due caratteristiche sono collegate un pochino a questa cosa qua, perché appunto le emozioni hanno un aspetto valutativo o normativo rispetto a qualcosa che ci riguarda, cioè l'emozione segnala il nostro legame con qualcuno o qualcos'altro e hanno un aspetto motivazionale. Forse qui c'è già chi ha studiato questa questione a scuola. Quindi vi chiedo, voi avete mai pensato o avete già studiato questo aspetto delle emozioni legato all'aspetto motivazionale? Chi l'ha fatto? Alzi la mano. Ok, forse abbiamo davanti la terza, giusto? Ok, benissimo. E quindi la questione della motivazione è legata alla questione che abbiamo visto prima, normativa, valutativa, di legame con la realtà, perché in qualche modo, anche qua ci sono varie teorie, ma in qualche modo si pensa che le emozioni abbiano già dentro di loro un invito all'azione. Se io mi arrabbio, contrattacco. Se sono spaventata, di solito ci sono le famose quattro reazioni, no? Cioè combatto, anzi prima scappo, combatto, c'è il freeze, c'è il fawn, cioè cerco di rendermi amico chi mi sta attaccando, poi c'è il freeze che è no, invece mi congelo, non riesco a reagire, faccio finta, è una specie di tanatosi, no? Faccio finta di morire in modo che
l'altra persona non mi attacchi, perché fondamentalmente gli animali non attaccano, non tutti, ma insomma gli animali non attaccano gli animali morti. Quindi dentro l'emozione sembra esserci proprio un aspetto legato all'azione, che ci motiva a andare in una direzione o in un'altra. Ovviamente ci sono di nuovo delle emozioni per le quali è molto facile vedere questo aspetto, perché sono appunto legate ad esempio, situazioni di pericolo o pericolo percepito. Poi ci sono delle emozioni che sono molto più complesse da questo punto di vista. Per esempio, se consideriamo l'orgoglio come un'emozione, che direi che è una cosa che possiamo fare, rispetto all'orgoglio è difficile capire esattamente quale sia l'azione che ci spinge a compiere l'orgoglio. Se sono orgogliosa di qualcosa o sono orgogliosa di qualcuno, poniamo che sia orgogliosa di un mio amico, in qualche modo dentro a questa emozione c'è un aspetto sicuramente valutativo, cioè in qualche modo io penso che il mio amico o la mia amica siano degni di stima, penso che siano delle persone che hanno delle qualità molto importanti, ma non necessariamente questa emozione è immediatamente evidente come mi spinge all'azione. Quindi anche qui ci sono delle complessità. Possiamo andare alla slide successiva? Grazie, sì, ci vado io alla slide successiva. Allora, quindi, quello che ho cercato di dirvi fino adesso ha a che fare con questo punto che faccio in questa slide. Cioè, tutto quello che sappiamo sulle emozioni, posto che comunque sono sempre discutibili, queste cose che sappiamo, hanno a che fare con l'idea che le emozioni siano un legame che noi abbiamo con il mondo e con gli altri. La mia proposta in questo momento è una proposta appunto un po' filosofica, è di non pensare alle emozioni come a degli oggetti. Quindi non pensiamo per esempio che l'emozione sia il contenitore che ci contiene, no? Quando si è felice, mi sento in una bolla di felicità, oppure noi essere il contenitore di un'emozione, mi sento a ribollire dalla rabbia, ma che siano fondamentalmente delle entità relazionali, cioè che venga in qualche modo prima l'emozione e dall'emozione noi capiamo dove sta il mondo, dove sta l'altro, dove stiamo noi. Bella questa immagine. Vi piace? No. A chi è che non piace questa immagine? Dice no, le emozioni sono degli oggetti. Ci sarebbe una buona ragione, secondo me, almeno una buona ragione, secondo me, a livello istintivo di dire no, questa cosa non mi piace. Perché da questo, se noi accettiamo che le emozioni sono fondamentalmente delle entità relazionali, derivano delle cose, cioè derivano delle conseguenze, ovvero innanzitutto che noi non possiamo essere passivi rispetto a questa cosa, non possiamo essere passive, perché se è una questione di relazione non possiamo dire vabbè, ma io mi sono arrabbiata e ho fatto quello che ho fatto perché mi sono arrabbiata, oppure io non so, ero presa dalla gioia e come dire, no, c'è un aspetto appunto relazionale e nella relazione c'è sempre spazio di azione. È proprio nella relazione in realtà che c'è più spazio d'azione, cioè se noi pensiamo che le emozioni siano entità relazionali significa che non ne siamo completamente determinate e anche che non ne siamo mai totalmente immuni. Non possiamo pensare di vivere senza emozioni. Senza emozioni fondamentalmente siamo in un mondo in cui non abbiamo modo di capire che cosa è importante per noi. Perché razionalmente, certo, può esserci stato insegnato che è importante credere in alcune cose, non in altre, che è importante un certo tipo di principio. Sicuramente abbiamo un aspetto razionale che ci permette di capire, diciamo,
per esempio delle regole, ma nel momento in cui dobbiamo fare delle scelte per noi stessi e per noi stesse, dobbiamo magari un domani decidere dove andremo, che facoltà, se vogliamo fare l'università, se non vogliamo farla, se vogliamo rimanere in Italia, se non vogliamo rimanerci, se vogliamo fare figli, non vogliamo farli. Tutte queste decisioni sono decisioni legate alle emozioni, perché senza considerare le proprie emozioni non riusciamo a capire in quale direzione andare. Funziona? Siete perplessi? Chi è perplesso o perplessa? Alzi la mano. Funziona. Do per assodato che questo sia un passaggio ok, benissimo. Probabilmente quello che è difficile è capire come scegliere seguendo le emozioni. Certo, e sicuramente, certo, è esattamente questo e spoiler, io non ho una risposta univoca a questa domanda, tanto più che sono una filosofa, non sono una psicologa, una professoressa di psicologia, una psicoterapeuta, quindi però cercherò di dare degli elementi per capire come fare a appunto vivere le emozioni magari in una maniera un po' più consapevole, nel senso proprio di una consapevolezza data da una riflessione appunto un po' legata alla filosofia, un po' legata al porre domande sulle questioni piuttosto che avere, diciamo, delle regole fisse. Torniamo di nuovo alle slide, perché fino ad adesso, grazie mille, fino ad adesso abbiamo parlato di emozioni dando un po' per scontato che tutte e tutti le viviamo nella stessa maniera. No, abbiamo fatto per un attimo riferimento a quest'idea che le emozioni siano universali, che siano biologicamente, diciamo, che siano una realtà biologica. E questo appunto, come vi dicevo prima, la domanda che vi ho fatto era un po' una domanda trabocchetta, era un po' una domanda magari mal posta ed è, ripeto, anche per questo la filosofia è importante per porsi delle domande migliori. Allora introduciamo un altro aspetto, teniamo da parte la questione di come esperiamo le emozioni, come le viviamo noi in prima persona e facciamo i conti un attimo con l'espressione delle emozioni. Allora, di solito in questa fase faccio delle domande molto aperte. In questo caso, per ragioni un po' legate alla struttura di questo intervento, faremo come abbiamo fatto fino ad adesso, quindi cercherò di fare delle domande sì, no, farvi alzare la mano, eccetera. Però se doveste sentire il desiderio di invece dare una risposta più articolata, siete le benvenute e benvenuti, abbiamo il microfono e si fa. Allora, la mia domanda è questa. Quali emozioni può esprimere? Attenzione, può esprimere, non esperire, cioè non parlo del fatto che si abbia esperienza diversa delle emozioni, esperienza incarnata, sensazione diversa, ma espressione diversa. Quali emozioni può esprimere una ragazza o una donna bianca? Quali emozioni può esprimere una donna nera, una donna asiatica, una donna disabile, una donna trans? Quali emozioni può esprimere un ragazzo o un uomo nero, un uomo bianco, un uomo asiatico, un uomo disabile, un uomo trans? Quali emozioni può esprimere un bambino e quali emozioni può esprimere una bambina? E poi c'è anche un altro aspetto, magari quali emozioni può esprimere un siciliano che si è trasferito al nord o una veneta come me che magari va a parlare in una scuola del sud, ad esempio. Secondo voi, tutte le persone possono esprimere le loro emozioni nella stessa maniera? Volendo farlo, non stiamo ancora parlando di differenze individuali. Alzi la mano chi pensa che in tutti questi casi che vedete ci si possa esprimere tutti quanti alla stessa maniera. Chi è per il sì, alzi la mano. Non guardatevi attorno, date di convinzione vostra. Chi è per il no, alzi la mano. Ok. Torniamo un attimo alla slide, grazie.
Allora, cosa ci dice questa nostra riflessione? Il fatto che voi abbiate alzato la mano tutte e tutti quando ho detto non tutti possono esprimere le emozioni nella stessa maniera, ci dice che la società, la cultura in cui viviamo e anche il contesto, no? Perché io posso essere italiana e bianca e andare al sud e trovarmi fra italiani bianchi, ma essere in un contesto che è diverso da quello mio di origine. Io sono veneta e abbiamo un modo magari leggermente diverso di esprimere, non esperire le emozioni. Ma che cosa ci dice questa riflessione che abbiamo fatto? Ci dice che la società è stratificata, è attraversata da assi di oppressione e diciamo relazioni di potere. Per cui vi faccio un esempio che non so dalle vostre parti, ma a Padova è molto frequente. Se io, che sono una donna bianca adulta, che ho più o meno 40 anni, quindi adulta, entro in un autobus che è pieno di gente ed è arrivato in ritardissimo. Se io voglio, non lo faccio quasi mai, ma se io voglio, vado dall'autista e gli dico, beh, ma insomma, ma come mai è arrivato così in ritardo questo autobus? Cioè, volete andare avanti a fare così con i servizi, eccetera, eccetera? Se lo fa una persona, innanzitutto, per esempio, voi che siete studenti avete magari avuto questa esperienza, no? Di entrare in un autobus, non so se qua funziona così, a Padova capita questa cosa, e anche ai miei tempi, ecco, ok, c'è chi mi annuisce. Allora, entri in autobus, magari proprio perché sei giovane, che è un altro, diciamo, asse di discriminazione, anche se magari è meno, è diverso da altri assi di discriminazione come il genere, appunto la razzializzazione, la disabilità, ma se sei giovane e vai dall'autista, vieni percepito in maniera completamente diversa da una donna bianca adulta che va a fare questa cosa. Se entra un ragazzo ventenne nero in un autobus, nelle stesse identiche condizioni e con gli stessi identici diritti miei di parlare, e fa questa osservazione a un autista dell'autobus, secondo voi viene percepito da chi è nell'autobus nello stesso modo in cui vengo percepita io? No, esatto. Allora, il problema riguarda il fatto che, certo che c'è una separazione, c'è una differenza fra ciò che possiamo esperire, fra la nostra esperienza e quello che possiamo esprimere, ma se io sono stata abituata tutta la vita a poter esprimere qualcosa e qualcun altro è stato abituato per tutta la vita a non poterla esprimere, non è che questa cosa in qualche modo ha poi un'influenza su come io faccio esperienza delle emozioni? Può avere senso quello che sto dicendo? Vi sembra che funzioni l'idea? Per tornare ancora alla slide, sono state studiate queste cose, sono state studiate le differenze che ci sono nella percezione, per esempio, la differenza di percezione tra persone razzializzate e persone bianche, tra persone disabili e persone abili, e sicuramente anche dal punto di vista del genere. Ora, io purtroppo non ho adesso in questo momento il dato preciso, ma in caso ve lo posso trovare. È un po' collegato a questa idea. La nostra, gli stereotipi che noi abbiamo in mente influiscono sulla nostra percezione. Ad esempio, hanno fatto diversi studi, ripeto, scusate, non mi è venuto così, quindi non mi sono preparata allo studio specifico, ma hanno fatto diversi studi sul tempo trascorso, diciamo, il tempo impiegato in classe dalle ragazze per parlare pubblicamente in classe e quello impiegato dai ragazzi. L'hanno fatto anche all'università questo studio, nei contesti appunto di conferenze, lezioni. E hanno visto che
tendenzialmente gli uomini parlano più delle donne, le donne parlano di meno, ma vengono percepite come più lente e che si prendono più tempo. Quindi anche se le donne parlano di meno degli uomini, vengono socialmente percepite come molto prolisse, che si prendono spazio. E questo, con dati alla mano, minuto per minuto, cioè contati i secondi, si è visto essere oggettivamente falso. Cioè la nostra percezione della realtà è, ma appunto voi fate scienze umane, quindi ne avrete già sentito parlare, è veramente influenzata dagli stereotipi e dalle credenze che noi abbiamo in mente. Se noi pensiamo e continuiamo a descrivere le ragazze come ciarlone, come persone che parlano tanto mentre i ragazzi non parlano, poi ci troviamo al primo anno di università in una situazione in cui il collega maschio, lo studente maschio, parla a lezione più della donna, più della ragazza, e però viene percepito come assolutamente nei limiti e corretto rispetto al contesto, mentre una ragazza no. Allora, questi sono esempi, diciamo, molto leggeri rispetto a effettivamente la questione delle assi di oppressione, va bene? Perché chiaramente, ad esempio, scusate, di nuovo, no, niente, non importa. E ad esempio la cosa il punto che ho semplicemente toccato molto brevemente, che riguarda per esempio la razzializzazione, cioè il fatto che le persone razzializzate vengano percepite in maniera diversa dalle persone bianche, è estremamente problematico ad esempio per gli studi sulle emozioni, perché ci sono degli stereotipi che riguardano la rabbia delle donne nere, per esempio, e questo è stato fatto anche grazie a diciamo questa specifica lente per leggere la realtà, che si interroga sull'intersezione tra l'identità della donna, l'identità femminile e l'identità nera, è stata portata avanti da studiose afroamericane, e è bene anche citarle, almeno un paio, Patricia Hill Collins e Kimberly Crenshaw, che riguardano appunto la questione dell'intersezionalità. Avete mai sentito parlare di intersezionalità? Va bene, allora è un tema complesso, quindi, e non voglio sminuirlo, quindi non ne parleremo diffusamente oggi, ma è proprio l'idea che siccome la società è attraversata da sistemi strutturali di marginalizzazione, di oppressione e di rapporti di potere, nell'intersezione, diciamo nell'incrocio di questi vari flussi di potere, ci siano delle posizioni specifiche, come ad esempio quella della donna razzializzata, ma può essere anche l'uomo disabile, però diciamo che il punto dal quale siamo partite per studiarlo è la questione della donna nera nel contesto particolare degli Stati Uniti. Questa specifica posizione non sia la somma di oppressioni che sono appunto quelle della razzializzazione e quella del genere, ma siano una specifica posizione che porta a degli specifici stereotipi. Ad esempio quello della donna nera arrabbiata è uno di questi. Quindi ecco, questo per dire che cosa? Che possiamo certamente discutere e dibattere sulla natura delle emozioni, su come sono fatte, su come vengono concettualizzate. D'altra parte dobbiamo sempre ricordare che c'è un aspetto sociale e un aspetto culturale e anche purtroppo un aspetto legato proprio all'oppressione che in qualche modo ci orienta sia nella percezione di quello che gli altri possono fare, sia nella percezione di quello che noi possiamo fare. Quindi a volte la questione è quanto mi sento libera di esprimere un'emozione e
che collegamento ha con il mio contesto e come posso esprimere effettivamente le emozioni. E guarda caso è arrivata proprio una domanda pertinente sul nostro numero WhatsApp: se per tanti anni ho seguito gli stessi schemi che mi hanno permesso di sopravvivere in dei contesti in cui non potevo esprimermi, cosa posso fare per modificarli e vivere sentendomi libera di essere me stesso, me stessa, senza avere paura di non essere ascoltato, ascoltata o peggio ancora, non accettato, non accettata? È una bellissima domanda, anche Vero. qui. Grazie, complimenti Grazie. a chi ci ha posto questa domanda, perché offre la possibilità di entrare poi nella concretezza delle emozioni che i nostri amici stanno provando proprio seguendo questo incontro. Certamente. Allora, la cosa bella della questione, la cosa bella dell'interrogarsi sulle emozioni è che ci offrono proprio questo spunto per riflettere su quanto siamo determinati dal contesto, quanto siamo influenzati dal contesto e quanto noi possiamo agire questo contesto. Ora, chiaramente, come ho detto all'inizio, io non sono una psicologa e non sono una psicoterapeuta, mi occupo di filosofia, fa un po' ridere dire sono una filosofa, ma mi occupo di filosofia. Quindi sicuramente la prima cosa che mi verrebbe da dire è, proprio perché c'è un condizionamento molto forte, fra l'altro noi siamo arrivati a parlare del condizionamento sociale e culturale, ma in realtà c'è anche un condizionamento ulteriore che è quello familiare. Io non so se vi è mai capitato, a me sicuramente è capitato di nuovo torno all'esempio della rabbia, di arrabbiarmi e rendermi conto poi che mi arrabbiavo come si arrabbiava mio papà. Vi è mai capitata questa cosa? Di avere magari una reazione emotiva e di dire ma io questa cosa la sto facendo, ma in realtà è perché, cioè, com'è possibile che io mi stia arrabbiando proprio come mio papà? Che mi dava fastidio anche quando si arrabbiava, devo dire la verità, cioè non è che mi piacesse, no? Allora, essere liberi in questa cosa, che cosa vuol dire? Nel senso, c'è sicuramente cioè, siamo certamente influenzati e sicuramente la prima fase in cui veniamo influenzati, ed è molto importante, è quella familiare, è quella di quando siamo molto piccoli e molto piccole, perché noi impariamo le emozioni dai nostri genitori o dai nostri caregiver, insomma, dai nonni, da chi ci ha cresciuto, no? Quindi c'è sicuramente un'influenza di questo tipo qua, ma la spinta della libertà è una spinta anche di dire che cosa è mio di questo, di questa reazione, che cosa è mio di come sto esprimendo questa emozione e che cosa invece non è mio. Ed è qua che ritorno a quello che dicevo e che secondo me è un aspetto in cui la filosofia può essere, diciamo, utile di supporto anche alla psicologia, alla psicoterapia, cioè l'idea di concepire le emozioni come relazionali. C'è uno spazio di agibilità e significa anche appunto avere la consapevolezza che non si è mai da soli in questa cosa. E probabilmente dobbiamo comprendere e vivere le emozioni non come un muro, ma le emozioni da attraversare, quindi come una porta, no? Quindi proprio per viverle tutte, non negarcele. Certo. Le emozioni vanno vissute tutte, anche la paura è un'emozione importante, anche la timidezza, sono tutte emozioni che non ci devono chiudere, ma dobbiamo viverle attraversandole. Io volevo chiedere a voi ragazzi se avete una domanda da rivolgere alla dottoressa, perché io ne ho tante che sono arrivate via WhatsApp. Sì. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Io avevo una domanda. Lei ha detto che è una filosofa femminista e delle emozioni. E spesso nella società moderna, quindi da quando esiste il femminismo, si dice appunto per discreditarlo che in realtà gli uomini odiano le donne, comunque si comportano in un certo modo,
perché in realtà sono le donne ad essere pazze, ad odiare gli uomini e quindi magari si sentono rifiutati perché magari gli uomini non possono mostrare le proprie emozioni, quando in realtà per esempio agli uomini si dice non fare la femminuccia, ma alle donne si dice non fare il bambino, fare la bambina, quindi ci sono dei problemi per entrambi i generi, però non viene mai usata una argomentazione del genere per dire magari alcune donne provano risentimento nei confronti degli uomini perché appunto hanno avuto esperienze negative. Quindi io le chiederei come possiamo contrastare questi uomini e queste persone che si comportano così per magari delle emozioni che non sanno come affrontare, ma non solo con l'educazione nella scuola, perché è importante lavorare con il nostro futuro, con i giovani, però alla fine sono anche molti uomini adulti che portano avanti questi comportamenti. Grazie a lei. Grazie mille, è una bellissima domanda e ci sono un sacco di elementi dentro. Allora, premesso che se avessi una risposta definitiva avremmo già fatto la rivoluzione femminista, non ci sarebbe più nessun tipo di problema. Chiaramente le risposte appunto sono sempre costruite assieme, no? Allora, per enucleare dei punti della domanda. Allora, sicuramente io credo che, ecco, partirei da questo. Avete letto Dalla parte delle bambine di Elena Giannini Belotti? È un testo che vi consiglio, è un testo vecchiotto, ma molto bello e molto interessante. Allora, sicuramente siamo tutte e tutti condizionati e appunto non c'è solo la questione del genere, ci sono tantissime questioni, ci sono tantissime strutture che ci condizionano. Sicuramente però quello che sappiamo oggi dati alla mano è che c'è un problema di sessismo, di misoginia, anche nell'esempio che hai fatto. No, e ai ragazzi, ai bambini viene insegnato che non devono essere delle femminucce. Questa è un'educazione fondamentalmente fondata sulla misoginia. Cioè io mi devo distanziare dall'altro, con la maiuscola, cioè da qualcosa che è diverso da me. Nella mia costruzione di me stesso io devo allontanarmi da questo. E il questo è la donna. Fra l'altro sappiamo anche che storicamente l'idea del femminile, l'idea della donna è collegata proprio all'emotività. Gli esempi che hai fatto sono bellissimi, no? Cioè l'isteria, la pazzia, se una donna ha una reazione emotiva allora è subito una pazza, mentre magari appunto quello che dicevamo prima sull'esperienza delle emozioni degli altri, se lo fa un uomo invece è un uomo assertivo, è un uomo che non si fa mettere i piedi in testa, per esempio, no? Allora, la risposta è complessa. Secondo me sicuramente ci deve essere, quello che dicevo prima, una responsabilità, la presa di responsabilità, che attenzione però, la presa di responsabilità non è solo io mi prendo la responsabilità di questo e quell'altro, ma è anche la capacità di porre un limite alla propria responsabilità. Cioè, in questo caso, per essere più specifica sulla domanda, penso che ci sia l'esigenza che la parte, diciamo, la parte maschile, la parte degli uomini, dei ragazzi, dei giovani, si interroghi su questi temi e faccia un lavoro per costruire appunto un'identità che sia diversa dall'identità che è stata costruita fino ad adesso, sempre in opposizione a un altro inferiore, considerato inferiore ovviamente, considerato manchevole, considerato problematico. Perché? Proprio per quello che dicevamo prima, perché è là che c'è lo spazio di libertà, nel costruire un sé e un noi che non è necessariamente in opposizione a qualcosa, ma che è per qualcosa, che è con gli altri e distinto dagli altri, no? E quindi la questione forse chiave sarebbe rispetto. Certo, rispetto che appunto deve essere rispetto degli altri e rispetto di se stessi e di se stesse. E con questo non voglio minimamente dire che come dire, si ha una responsabilità
delle donne o delle sopravvissute se si trovano in situazioni diciamo di violenza, questo assolutamente no. Però quello che voglio dire è che la responsabilità degli uomini deve proprio venire da loro, è dalla loro azione che può derivare la cosa, anche perché le donne storicamente sono sempre state posizionate nella posizione di chi si deve prendere cura dell'altro. Accomodanti, e certamente c'è una ricchezza in questo, c'è una ricchezza nel fatto di prendersi cura degli altri, di prendersi cura del nostro ambiente per esempio, no? In questa fase storica particolarmente, di prendersi cura delle comunità, delle relazioni, però se lo facciamo solo da una parte, fra virgolette, si crea un problema, no? E ripeto, con questo non voglio dire che allora il problema lo crea chi si prende cura degli altri, ci mancherebbe, ecco. Però come diciamo siamo abituati a vedere l'idea della relazione e della responsabilità come io mi devo prendere carico di tutto, mi devo prendere carico di tutto il lavoro di cura, invece bisogna anche cercare secondo me di trovare uno spazio, di interrogarsi per trovare appunto quello spazio di libertà, di un po' di respiro, un po' di vuoto attorno per poter capire dove iniziamo noi e dove finiscono gli altri. Iniziando già da noi stessi ad abbattere i pregiudizi, le convenzioni, i modi di dire, le credenze lontane che ci tramandano e che noi involontariamente continuiamo a vivere. Avete altre domande? C'è stato un evento particolare nella sua vita che l'ha portata a seguire, diciamo, questo percorso di studi, o è stata una scelta solo perché le interessava, o c'è stato un evento in particolare? E sui miei studi intendi proprio sul femminismo nello specifico? È una fantastica domanda. Ci sono tante piccole cose, anche qualche cosa un po' più grande che effettivamente ha fatto parte del mio percorso. E devo dire che in realtà sin da bambina io avevo quest'idea, ma non pensavo che si potesse studiare filosofia femminista. È vero anche che in Italia insomma si studia, ma si studia meno che altrove. Almeno all'università, ma era più su una questione biografica o più per capire come si fa a diventare... Per capire se lei avesse avuto, cioè, una vocazione, diciamo così, basata su qualcosa che le era capitato, diciamo. Mm-hmm. Beh, direi di sì, nel senso che io penso che chiunque si approcci, la maggior parte delle persone che si occupano di questi temi perché, come diceva Bell Hooks, che è stata purtroppo morta, è un'altra importantissima studiosa afroamericana, che diceva arrivo alla teoria perché soffro. Che nella teoria, nella riflessione, nel pensiero critico si trovano a volte gli strumenti per elaborare un vissuto, ma che sono anche le situazioni anche nostre quotidiane, nel senso che chiunque di noi, almeno in un certo punto della propria vita, si è sentito marginalizzato e oppresso. Ad esempio, tutti quanti siamo stati bambini, tutte siamo stati bambini, e i bambini vivono una vita in cui non possono decidere delle cose, no? Quindi quella sensazione lì è una sensazione che abbiamo vissuto tutti, anche l'uomo bianco, cisgender, adulto, ricco, eccetera, eccetera, a un certo punto è stato bambino e ha vissuto quella cosa là. E quindi sì, sicuramente secondo me sì, chi arriva a fare, e me inclusa, chi arriva a fare questo percorso qua, lo fa con quella spinta lì, con la spinta di trovare nella teoria o nella riflessione un modo per stare meglio e perché le cose vadano in maniera diversa. Per cercare risposte. Domande ancora migliori. Altre domande. Grazie. Ho una domanda, se voi avete altre preparatevi con il microfono. Quali strategie concrete suggerisce per trasformare le differenze culturali e generazionali da possibili fonti di conflitto
arricchie opportunità di crescita e dialogo in tutti gli ambienti, sia a scuola che nella società. Allora, io su questo, premesso che... Grazie per la domanda ai nostri ascoltatori. Grazie per la domanda, bellissima anche questa. Ancora una volta ricordo che io sono solo sono una studiosa di filosofia, ma la cosa che, ecco appunto, questa è proprio una cosa tipica del mio modo di procedere, diciamo, e del modo di procedere che ho imparato dalle teoriche, dalle filosofe che ho studiato. Non direi che c'è una contraddizione tra le due cose. Si può ripetere la domanda? Quali che diceva? strategie concrete suggerisce per trasformare le differenze culturali e generazionali da possibili conflitti a ricche opportunità di crescita? Perfetto, secondo me appunto il conflitto e la possibilità di crescita non sono necessariamente due cose diverse che si oppongono l'una all'altra. C'è un passaggio. Sì, può darsi che proprio nel conflitto ci sia la possibilità di crescita. La questione è come viene agito il conflitto, chiaramente, e se appunto noi viviamo in un contesto, in una società in cui il conflitto è agito con violenza ed è agito in una situazione strutturale in cui comunque c'è un potere che è più da una parte che dall'altra. Prevaricazione. Sì, esatto, la prevaricazione. Quindi la questione è la redistribuzione del potere, ma del potere anche materiale, non solo del potere, diciamo, ideale, di concetti. Esatto. Quindi è questo può garantire secondo me, un dialogo, un confronto reale che può anche arricchire. Il problema qual è? Il problema è che certamente chi ha più potere fa sempre fatica a redistribuirlo. La cosa che secondo me può essere utile pensare o comunque è utile rifletterci sopra è sul fatto che però nella redistribuzione del potere io guadagno degli spazi di nuovo di autenticità e di libertà, perché se io in qualche modo ti sovrasto faccio fatica a conoscerti, perché io sarò sempre in una situazione in cui tu potremmo veramente conoscerci reciprocamente in una situazione in cui io ho continuamente più potere sugli altri o sul mio interlocutore, sulla mia interlocutrice. Cioè la ridistribuzione del potere ha un minimo vantaggio per chi ce l'ha. È come se fossimo sempre in difensiva, no? O in contrattacco perché siamo attaccati o in difensiva, e quindi la vera libertà deve essere innanzitutto culturale. Certo, io penso culturale e appunto di nuovo ancora materiale, nel senso che se culturalmente, un esempio eclatante, le donne adesso vanno all'università, possono andare all'università, e non sto dicendo che sia sempre la scelta migliore, non penso che chi va all'università sia una persona migliore di chi non ci va, giusto per essere proprio esplicita, però noi abbiamo visto che dal punto di vista della preparazione, della cultura, le donne non hanno da invidiare, ma veramente dati alla mano agli uomini. La questione è una questione proprio di anche potere materiale, potere economico, potere materiale, possibilità per le donne di fare determinate strade oppure no. Quindi certamente c'è una questione culturale, certamente invitare alla riflessione, alla relazione è importante. Ci sono anche dei cambiamenti materiali che devono avvenire. Di là in fondo vedo qualcuno interessato a qualche domanda. Volete rivolgere un'ultima domanda prima di chiudere? Soddisfatti? È stato un incontro interessante, ragazzi? Sì. Spero che sia stato un incontro altrettanto interessante per voi. Dottoressa, io so che ci si arricchisce anche in queste circostanze, nel dare, no? Penso che lei abbia appreso anche molto da loro, dalle loro testimonianze, dalle loro riflessioni. Ecco, un'autostrada da percorrere sul quanto c'è ancora da fare. Siamo a niente, possiamo dire? Cioè, siamo a qualcosa, abbiamo qualche strumento. Quindi, in più. Come vogliamo, con quale impegno vogliamo salutarci? Ecco, questa è una parola che a me piace, impegno, perché noi donne siamo così, ci impegniamo, ci crediamo, ci buttiamo a capofitto,
anche contro tutti, a volte anche contro noi stesse, però lo facciamo perché siamo tenaci, siamo testarde e questa è la nostra forza, lo diciamo con orgoglio, è vero? Facciamo un applauso alle donne. Con quale saluto di speranza e di pessima impegno. con gli slogan, sono veramente pessima con i motti e con le chiusure, e volevo invece ringraziarvi ancora e ringraziarvi per l'ascolto, e se volete scrivermi potete farlo, c'è un indirizzo, è il mio, lo trovate insomma, è il mio indirizzo email, e ecco, spero che vi sia interessato, spero che possiate portare a casa qualche elemento in più per la vostra vita, ecco, quindi con tanti auguri. Grazie, grazie a Valentina Bortolami. Ogni parola che lei ha pronunciato ha avuto un gusto, un'essenza, non parole dette per riempire uno spazio e un luogo, ma parole che lei ha veramente metabolizzato, fatte sue, ed è riuscita a farcele vivere con altrettanta intensità, e questo ci è piaciuto molto. Non Grazie. abbiamo perso proprio un attimo del suo respiro, della sua profondità. Io la ringrazio vivamente, ringrazio anche i nostri ragazzi del Liceo delle Scienze Umane, è stato un incontro veramente produttivo, proficuo sotto ogni punto di vista, perché confrontarci ci aiuta ad avere consapevolezza. Ecco, dobbiamo essere consapevoli di ciò che siamo e dove vogliamo andare, verso quale direzione andare. Dobbiamo fare probabilmente più fatica perché siamo donne, ma non soltanto. Perché siamo di un'altra razza, ma non soltanto, perché ci sentiamo diversi, ma non soltanto. Dobbiamo essere consapevoli. Ecco, questo è quello che noi vogliamo dire in questa giornata dedicata alla violenza di genere. Allora, io volevo soltanto ricordarvi, fare un recap di quello che accadrà in questa giornata, nella seconda giornata dedicata ai Educhiamoci. Quindi il primo appuntamento è quello dedicato agli studenti, il secondo appuntamento è quello dedicato alla formazione. Nel pomeriggio saremo collegati da remoto con Zoom con il Centro Violenza Progetti Donna, e poi questa sera alle 20:30 sempre qui dall'aula magna della scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte, che così cordialmente ci ospita, avremo la professoressa Angela Maria Toffanin, conoscere, riconoscere, contrastare la violenza di genere. Quindi tanti ricchi argomenti, voi continuate a seguirci sui social, hashtag Educhiamoci25, anche voi fatevi una bellissima foto con, e poi che dire, ci ritroviamo ancora qui perché il confronto ci aiuta a crescere e soprattutto il coraggio di parlarne può spezzare il ciclo di ogni forma di prevaricazione. Grazie.